Non avrei voluto, si è rifiutata la presentatrice ufficiale. Tocca a te. Ciao a tutti, anche a Giovanni, ciao. Allora, innanzitutto, il 1° maggio, non Giovanni, l'assessore, ma mettiamoci dentro anche lui. Innanzitutto, grazie a tutti, un ringraziamento anche ai nostri ospiti che ci seguono e sono venuti anche a sopportare, no, non è vero, ad ascoltare questo reading che oggi Stefano Giacone ci offre. Stefano Giacone è un amico di Strangius, c'è già dalla seconda edizione, da quando facciamo pagare lui a noi, ma non è quasi. È uno dei rappresentanti della scena indipendente più importanti in assoluto, facente parte di un gruppo, i Franti, che è un gruppo seminale nella scena underground torinese, italiana e non solo. Domani, tra l'altro, suonerà anche a Rock per Granci ad Ales. Il suo reading si chiama Pasolini in forma di rosa. Stefano non è solo appartenente alla scena musicale, ma anche a quella teatrale, tanto che nel 2015 ha vinto il premio Fratelli per uno spettacolo sulla Resistenza. Ma bando alle ciance, Stefano Giacone, Pasolini in forma di rosa. Nessuno sa perché non piango più,
perché non ho più te. Forse non potrò mai più pregare e nessuno vorrà la mia storia mai ascoltare. Non avrò le parole che solo tu mi sapevi dire, e tu lo sai perché non piango più, perché non posso più pregare. Forse non potrò mai più pregare e nessuno vorrà la mia storia mai ascoltare. Non avrò le parole che solo tu mi sapevi dire, e tu lo sai perché non piango più, perché non posso più pregare. La canzone che ho appena suonato è del 1961 ed era contenuta in un film dal titolo Milano Nera. Abbiamo visto la parte conclusiva, una notte brava tra ragazzi di buona famiglia, qualche teppista di barriera, Teddy Boys, whisky dozzinale e una pistola, trovato in un cassetto di casa, un capodanno a Milano, finito stupidamente in tragedia. Il cantante originario si chiamava Pino Donaggio, l'autore delle musiche di questo film, Giovanni Fusco, autore delle musiche per molti film di Michelangelo Antonioni, L'Eclisse, L'Avventura, Deserto Rosso, La signora senza cameglie. Altri film del 1961. La giornata balorda di Bolognini, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, l'amico fraterno di Pierpaolo Pasolini. Il piano sequenza iniziale è tra le meraviglie del cinema italiano anni 60. Su YouTube, per chi lo volesse, trovate il film integrale. L'anno prima Bolognini aveva diretto Il Bell'Antonio con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. Claudia Cardinale è la protagonista de La ragazza con la valigia, sempre del 1961, diretto da Valerio Zurlini. Ancora 1961, Il Posto, un capolavoro scritto e diretto da Ermanno Olmi, che forse vi ricordate per L'Albero degli Zoccoli del 1978. Banditi a Orgosolo, diretto e prodotto da Vittorio De Seta. La notte, diretto da Michelangelo Antonioni, protagonisti Mastroianni e Monica Vitti, musica di Giorgio Gaslini, primo jazzista italiano di livello internazionale. Film detestato da Pasolini perché, scriveva, i personaggi borghesi sono angosciati ma non sanno di esserlo e non si pongono mai il problema di uscire da quella notte dell'anima della società consumistica, una consapevolezza sempre e solo psicologica e mai sociologica. Tornando a Milano Nera, la sceneggiatura originale di Pierpaolo Pasolini si intitolava La Nebbiosa, il nome affibbiato a Milano nel pieno del boom economico. Venne utilizzata solo in parte per il film e pubblicata come opera letteraria addirittura nel 2013.
La Nebbiosa venne commissionata proprio come trasposizione nel capoluogo lombardo della tematica giovanile, notturna, sottoproletaria delle borgate romane, il tema di Accattone, il primo film da regista di Pierpaolo. La Nebbiosa viene scritta all'indomani del suo secondo romanzo del 1959, Una vita violenta. Anche da questo romanzo venne tratto un film nel 1962, sceneggiatura di Brunello Rondi, collaboratore principale di Federico Fellini per 8,5, Le notti di Cabiria, La dolce vita, eccetera. Chi è stato Pasolini? Ipotesi numero 1. L'idea che l'Italia si fece di allora di Pasolini fu quella di essere troppo avanzato e comunista per i conservatori e troppo classicista e nostalgico per i progressisti. Insomma, un uomo sbagliato. È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume d'inchiostro. È una storia un poco scontata, è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. È una storia di periferia, è una storia da una botte e via, è una storia sconclusionata, è una storia sbagliata. Una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, è una notte un po' concitata, è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. È una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata, è una storia da carabinieri, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' spontanata, è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite? Per il segno che ci è rimasto, non ripeterci quanto ti spiace, non ci chiedere più com'è andata, tanto lo sai che è una storia sbagliata, tanto lo sai che è una storia sbagliata. Ipotesi a parte, Pierpaolo Pasolini è stato un intellettuale, scrittore, poeta, saggista, giornalista, sceneggiatore per cinema e teatro, comunista non conforme, critico del capitalismo in senso marxista, ma ancor di più alla
Paolo Volponi, 2 volte premio Strega, scrittore e sociologo, di cui fu amico, conosciuto nella cerchia di Adriano Olivetti, come anche Franco Fortini. Tra le moltissime sue attività cito solo quella di collaboratore assiduo al collettivo Cantacronache, fondato nel 1957 a Torino, che rivoluzionò la canzone italiana con l'impegno sociale. Dal primissimo dopoguerra, quindi, Pierpaolo è al centro di quell'incrocio culturale, politico e poetico che porterà l'Italia sulla scena internazionale non solo del cinema, ma anche dell'ingegneria, del design, della moda, dei diritti sindacali, dell'internazionalismo, sulla spinta della dignità nazionale salvata dalla resistenza antifascista. Un momento che durò poco, affondato dalla marea montante del boom economico, la famelica nuova borghesia, come scrive Pasolini, e soprattutto l'omologazione, l'assimilazione culturale ai valori, tra virgolette, degli Stati Uniti d'America, attraverso soprattutto la televisione. Questo declino viene narrato e denunciato per primo apertamente proprio da Pierpaolo Pasolini nei primi anni 60. Chi era Pasolini? Alcune certezze: amava e praticava lo sport, pugilato, ciclismo, che definiva sport popolare poiché non bisogna pagare un biglietto, ma soprattutto il calcio. Alla destra, velocissimo, disse una volta: se non fossi diventato scrittore e regista avrei voluto essere un calciatore. Dopo letteratura e l'eros, il calcio è uno dei miei maggiori piaceri. Ecco, l'eros è un dio greco che non ha genitori, ma è generato dal caos, dalla notte e dal giorno, il sole e la luna. Eros significa desiderio. Ipotesi 2. Pasolini, grandissimo poeta, ma anche un uomo dai desideri tormentati e, come lui stesso ammetteva, a volte deplorevoli. 2 canzoni di fila adesso. La prima, Se torna il sole, una poesia di Pasolini dalla raccolta del fatidico ormai 1961, La religione del mio tempo, musicata da me, è una canzone scritta per Laura Betti del 1960, attrice, cantante e insieme ad Alberto Moravia l'amica più stretta di Pierpaolo, La toppa, testo di Pierpaolo Pasolini in perfetto romanesco, come venne giudicata dai romani, resa famosa più tardi da Gabriella Ferri, romana de Roma, dopo l'emiliana Laura Betti. Se torna il sole, se discende la sera, se la notte ha un sapore di notti future, se un pomeriggio di pioggia sembra tornare da tempi troppo amati e mai avuti del tutto, io non sono più felice né di goderne né di soffrirne, non sento più davanti a me tutta la vita. Per essere poeti bisogna avere molto tempo, ore e ore di solitudine, sono il solo modo perché si formi qualcosa che sia forza e abbandono, per dare stile al caos, al vizio, la libertà. Ma io tempo ormai ne ho poco per colpa della morte che viene amanti al tramonto della gioventù, ma per colpa anche di questo nostro mondo umano che ai poveri toglie il pane e ai poeti toglie la pace, ma per colpa anche di questo nostro mondo umano che ai poveri toglie il pane e ai poeti toglie la pace, che ai poveri toglie il pane e ai poeti toglie la pace.
ne so fatta un quartino, m'ha dato la testa, ammazza che toppa, Alina Roscetta modesta, lasciatemi qua, am vedi le foglie, am vedi la luna, am vedi le case, e chi l'ha mai viste con st'occhi, mi viene da cantare. Lasciami perdere, vada un'altra, stasera cocco, niente da fare, e poi so vecchia e c'ho 30 anni, e il mondo ancora lo da guardare. Mamma mia, che luci che vedo qua attorno, le vie de stacci parlano come del giorno di un'altra città. Vedi le porte, vedi i bari, vedi la gente, vedi le fronde che staria de fa sfarfalla. Va via amoretto e fa la bella, stasera godo la libertà, spara il guzzetto e torna a casa, che mamma tua testa aspetta. M'è sorpresa la toppa e mo so felice, me possige gambe, me sento tornata a essere un fiore de verginità. Verginità, verginità, me sento tutta verginità. E che sarà? 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 Questo declino venne narrato e denunciato per primo, questo l'ho già letto. Vi leggo pochissime righe di un suo poema, da La religione del mio tempo. Alle volte dentro di noi qualcosa che tu sai bene, perché è la poesia, qualcosa di buio in cui si fa luminosa la vita, un pianto interno, una nostalgia gonfia di asciutte, pure lacrime. Nel suo film del 1967, Edipo Re, Pasolini fa doppiare niente meno che Carmelo Bene, un sacrilegio. Ipotesi numero 3. Pierpaolo è stato un sacrilego e per questo è morto di morte violenta, ucciso nel 1975 da uno di quei ragazzi di vita descritti dal poeta nel suo romanzo omonimo del 1955, 20 anni prima. Anzi, il termine ragazzi di vita deriva proprio dal suo romanzo. Ipotesi 3 bis. Pasolini sacrilego sì, ma in quanto profeta, una sorta di santo laico e per questo eliminato da un agguato fascista mascherato per impedire a lui e al giornalista Mauro De Mauro di proseguire nella loro parallela ricerca della verità sugli attentati Enrico Mattei, Piazza Fontana, la mafia, il grande padronato e tutto il resto che non abbiamo mai saputo. In quel momento Pasolini sta scrivendo Petrolio, di cui alcune parti verranno trafugate e mai più trovate. Il romanzo Petrolio è allo stesso tempo narrativa e saggio, documento di denuncia, cronaca. L'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, ente statale fondato nel 1952 da Enrico Mattei. Il romanzo riguarda la scalata al potere del suo successore, Eugenio Cefis, dopo l'attentato aereo che ha ucciso Mattei. Cefis, uomo legato a Enrico Cuccia e Mediobanca, indicato come fondatore della Loggia P2. Pasolini è il primo che narra i meccanismi che portano questi fatti a Piazza Fontana, alle due stragi del 74, Brescia e il treno Italicus, ovvero la strategia della tensione, fascisti, servizi segreti italiani, americani e inglesi, la mafia, coinvolti in stragi, attentati, assassini. Nel 1974, il 14 novembre, un anno prima della sua uccisione, il Corriere della Sera pubblica un articolo di Pasolini dal titolo «Cos'è questo golpe?», più noto con il suo incipit. Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe, io so i nomi dei responsabili della strage di Milano e delle stragi di Brescia e del treno Italicus. Io so tutti i nomi, ma non ho le prove e non ho nemmeno indizi.
Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto ciò che succede, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Nel medesimo articolo Pierpaolo fa esplicito riferimento al romanzo che sta scrivendo, ovvero Petrolio, il romanzo delle stragi, uscito postumo quasi 20 anni dopo il suo assassinio, avvenuto il 2 novembre 1975. Il protagonista del film Una vita violenta, tratto dal romanzo di Pasolini, era Franco Citti. L'anno prima, 1961, Pasolini stesso lo dirige ancora come protagonista nel suo primo film Accattone. Film ambientato nelle disperate borgate romane, Pasolini utilizza solo attori non professionisti che vivono effettivamente quella realtà. Solo i reali soggetti, incontaminati dalle leggi della società, poiché tenuti completamente ai margini, possono interpretare quei ruoli. Pasolini, in uno dei suoi innumerevoli quaderni, scrive il 3 maggio 1962: Franco Citti è solo. Ho conosciuto Franco nel 1951 attraverso suo fratello Sergio. Un giorno ho saputo che si è sposato giovanissimo, a neanche 18 anni. Per caso ha conosciuto una ragazza in treno. Questa ragazza aveva con sé sua madre e per questa sola ragione, dopo pochi giorni, era fidanzato e sposato. Un giorno ricordo che sono andato a Fiuggi, dove viveva in casa dei suoceri, i proprietari di una casupola e di qualche capra, per avere delle notizie che mi servivano per ragazzi di vita. Credeva nei miracoli. Parlava con testarda convinzione di un aratro precipitato con i buoi dalla cima di un monte e fissato dalla mano della Madonna o di qualche altro santo nella parte liscia di uno strapiombo. Quando mi sono deciso a scrivere Accattone e ho dovuto scegliere il protagonista, ho pensato che lui poteva andare benissimo e ho ricostruito il personaggio di Accattone su di lui. In realtà lui e Accattone sono la stessa persona. Qualcuno mi ha chiesto in seguito all'arresto di Franco Citti cosa ne pensavo. Ho detto che lui era come Accattone, appunto, perché aveva dentro di sé quel senso di autodistruzione e di morte. Non ci vuole molto a capire che questo ragazzo ha il vuoto attorno a sé, dovuto alle sue tragedie familiari, alla divisione tra padre e madre, all'essere stato sempre abbandonato, all'essere stato educato in un orfanotrofio, dove tutti gli erano estranei, dove la moglie gli era estranea, in una famiglia dove i parenti gli erano estranei. Sempre vissuto in un mondo di estranei, alienato da ogni possibilità di vita reale. Quella notte in cui scorrazzava ubriaco per Roma con l'automobile nuova, egli girava disperatamente nel vuoto. La notte, una delle 4 direzioni cardinali che ho scelto per questo mio racconto: le canzoni, il cinema, il sole e appunto la notte. La notte è senza dubbio uno dei mondi fondativi dell'anima di Pasolini, non solo come situazione temporale, cioè la parte notturna di una giornata, ma la notte come luogo della memoria, del rimpianto, ma anche delle possibilità, dell'emancipazione. 3 maggio 1962, per arrivare a Cecafumo, ho fatto una strada bellissima. Tra le 7 e le 8 di mattina sono venuto lungo la Garbatella, le mura di San Sebastiano, l'Appia Antica, fino ad arrivare all'Appia Nuova e da qui attraverso degli enormi ruderi, gli archi dell'acquedotto a cui sono aggrappati i villaggi di Tuguri, sono arrivato a Cecafumo. Mi aspettava tutta la troupe, la brulicante folla attorno, le facce illuminate dal sole, e mentre si girava la prima inquadratura, una specie di balletto contro i ruderi, mi è stato detto che la Magnani voleva vedermi un momento prima di girare la sua sequenza. Nannarella stava davanti allo specchio con la sua angosciata tranquillità, la sua scontentezza, il suo impeto. Quello che doveva chiedermi era se quel giorno poteva recitare senza la parrucca, in quanto voleva avere la faccia sua, completamente sua, per recitare l'ultima scena del film in cui le viene annunciato che suo figlio Ettore è morto e lei fugge urlando verso casa. Voleva chiedermi solamente questo e l'ha fatto con un'aria talmente infantile, talmente sospesa, che mi ha commosso. Aveva capito perfettamente il mio desiderio di vederla ingenuamente così com'è, quasi senza trucco, con la sua faccia vera, nel momento più tragico e doloroso del film.
Adesso piove che Dio la manda. In fondo, fare il cinema è una questione di sole. Un profeta che ha avuto dei discepoli, o meglio dei figli legittimati, potremmo dire, dalla loro storia personale. Ninetto Davoli, Sergio Franco Citti, Laura Betti, ma anche per l'impronta di ispirazione che ha lasciato. Non mi ricordo se c'era la luna e né che occhi aveva il ragazzo, ma mi ricordo quel sapore in gola e l'odore del mare come uno schiaffo. E tutto passa e il resto va. E c'era Roma così lontana, e c'era Roma così vicina, e c'era quella luce che ti chiama come una stella mattutina. E tutto passa e il resto va. E voglio vivere come i gigli nei campi e come gli uccelli nel cielo campare. E voglio vivere come i gigli nei campi e sopra i gigli nei campi volare. E tutto passa e il resto va. E tutto passa e il resto va. La terza strofa della canzone di De Gregori, E voglio vivere come i gigli nei campi e come gli uccelli nel cielo campare, cita una poesia di Pierpaolo Pasolini contenuta nel suo film Teorema, ma ci riporta verso un altro suo film, il più conosciuto, visto e trasmesso in TV, Uccellacci, Uccellini, 1966, con Ninetto Davoli e, come saprete certamente tutti, Totò. Riporta anche al film Il Vangelo secondo Matteo del 1964, di cui Martin Scorsese, quello di Taxi Driver, Goodfellas e Toro Scatenato, per citare alcuni suoi film, ha scritto: il miglior film su Cristo per me è Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Quando ero giovane volevo fare una versione contemporanea della storia di Cristo ambientata nelle case popolari per le strade del centro di New York. Ma quando ho visto il film di Pasolini ho capito che quel film era già stato fatto. Pierpaolo Pasolini ha una fede laica nell'uomo, nelle parole, nella cultura popolare. Pasolini e Gramsci andrebbero studiati insieme, a mio parere. Pierpaolo Pasolini perde questa speranza via via che l'Italia perde la sua popolare innocenza, appena scalfita dal fascismo, come dice Pierpaolo, ma distrutta dalla modernità consumistica. Lei disse, ridendo, di amare me. Fu scio di foglie verdi qualche mese fa, un dolce giorno all'improvviso lei disse, ridendo, di amare me. Fu scio di foglie gialle
poco tempo fa, un giorno freddo, con gli occhi tristi per l'ultima volta lei mi salutò, disse che l'amore tra noi non era più un sogno. Fruscio di foglie rosse tutto intorno a me, nel grigio viale cammino solo, le foglie bisbigliano, ma lei dov'è? Le foglie bisbigliano, ma lei dov'è? Ma lei dov'è? Questa canzone, parole di Pasolini, musica di Ennio Morricone, faceva parte della colonna sonora di Teorema 1968. Il film venne immediatamente sequestrato. Il pubblico ministero Luigi Weiss chiese la reclusione di 6 mesi per l'autore e la distruzione dell'opera definitiva. Il 23 novembre 1968, dopo un'ora di Camera di Consiglio, il Tribunale di Venezia assolse Pasolini dall'accusa di oscenità con la seguente sentenza: lo sconvolgimento che Teorema provoca non è affatto di tipo sessuale, è essenzialmente ideologico e mistico. Trattandosi incontestabilmente di un'opera d'arte, Teorema non può essere sospettato di oscenità. È un film che francamente consiglierei a tutti di vedere o rivedere. È un film sacrilego, ma è anche, direi, una sorta di dolente profezia. Fece appunto scandalo, ma venne encomiato da una parte della Chiesa cattolica, stesso encomio riservato molti anni prima a Louis Ferdinand Céline per lo straordinario romanzo Viaggio al termine della notte, 1932. Céline, un francese antisemita, razzista, colluso con la propaganda d'occupazione nazista, ha scritto: «Mi credevo un idealista. È così che uno chiama i propri piccoli istinti vestiti di paroloni». Céline della vita vedeva, a mio parere, solo se stesso e la sua personale notte. Invece Pierpaolo Pasolini, nei ricordi del cugino Nico Naldini, è un giovane solare e amante della vita. Descrive un giovane Pasolini aspro, combattivo e scandaloso. Ipotesi 4 o forse 5. Pierpaolo Pasolini è un patriota, con molte virgolette, visti i tempi in cui viviamo, non amato dalla sua patria, è un comunista non amato dai comunisti, è un poeta non amato dagli intellettuali. Attestato ancora da Naldini, via via Pasolini diviene un disilluso, un uomo amareggiato. Dopo aver visto morire l'anima del mondo contadino friulano e quello delle borgate romane. Un Pierpaolo Pasolini che non crede più in un futuro possibile, come il borghese padrone di fabbrica che nella scena finale di Teorema scompare nel deserto. Che io possa essere dannato se non ti amo, e se così non fosse non capire più niente, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così ama l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasimi. Ah, tu non fossi mai nata, folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così
Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io vi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste sono parole e non ho mai sentito che un cuore affranto si cura con l'udito. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Cosa sono le nuvole? Per me tra le più belle canzoni in lingua italiana di sempre, testo di Pierpaolo Pasolini, musica di Domenico Modugno ed inclusa nel film a episodi Capriccio all'italiana 1968 con Totò, Ninetto Davoli, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Laura Betti, Modugno stesso e Carlo Pisacane. In questo cortometraggio Totò e Ninetto sono due marionette che vengono gettate via e alla fine della loro esistenza si avvedono della bellezza del cielo, delle nuvole del creato. Anche qui Pasolini dà nuova vita a immaginari popolari quali Otello, Iago, Pinocchio, Mangiafuoco, l'opera lirica, il teatro dei pupi. La presenza di Mister Volare, Domenico Modugno, è il segno evidente di una visione profonda dell'anima italiana, liricamente drammatica e farsesca, sublime e sguaiata. Andiamo verso la chiusura di questo racconto. Comunque ci si voglia avvicinare per Paolo Pasolini, egli appartiene all'anima italiana. Infatti le canzoni scritte per lui, dedicate alla sua opera, alla sua vita, sono tantissime. Alcune le ho già suonate, ne suono ancora due, che considero tra le più belle, le più disturbanti anzi, scritte nel solco scandalosamente poetico proprio di Pierpaolo. Lamento per la morte di Pasolini di Giovanna Marini, pubblicata nel suo capolavoro Correvano coi carri, cantata profana, dove l'autrice utilizza uno schema del canto liturgico del meridione d'Italia, una sorta di via crucis scandita dal passare delle ore, dove gli ultimi attimi di Pasolini si intrecciano a quelle dei suoi assassini. Persi le forze mie, persi l'ingegno, la morte mi è venuta a visitare e leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno, le 11 le volte che l'ho visto, gli vidi in faccia la mia gioventù. Oh Cristo, me l'hai fatto un bel disgusto. Le 11 le volte che l'ho visto, le 11:15 io mi sento ferito, davanti agli occhi ho le mani spezzate e la lingua mi diceva è andata, è andata. Le 11:15 io mi sento ferito, le 11:30 mi sento morire e la lingua mi cercava le parole e tutto mi diceva che non giova. Le 11:30 io mi sento morire e a mezzanotte io mo da confessare, cerco perdono dalla madre mia e questo è un dovere che c'ho da fare. Io a mezzanotte mo da confessare, ma quella notte io volevo parlare. La pioggia, il fango e l'auto per scappare sono lì a morire
vicino al mare, ma quella notte io volevo parlare e non può più parlare, più parlare, più parlare, e non può più parlare, più parlare, più parlare, non può più parlare, più parlare, più parlare, persi le forze mie, persi l'ingegno, la morte mi è venuta a visitare e leva le gambe tue da questo regno, persi le forze mie, persi l'ingegno. Il secondo brano è di Flavio Giurato, dal suo LP Manuale del cantautore del 2007. Non mi dilungo su Flavio Giurato, ci vorrebbe una serata tutta per lui, ma questo brano è davvero straordinario. La vicenda di Pasolini è inserita nella storia dell'Italia, dalla Resistenza alle lotte operaie, quindi passando dal lunghissimo sciopero del 1953 alla nuova Pignone di Firenze. Sindaco allora era una figura centrale del cattolicesimo italiano e della DC, quindi Giorgio La Pira. Dopo uno sciopero di 6 mesi la fabbrica verrà sostanzialmente nazionalizzata e comprata dall'ENI, cioè Enrico Mattei. La canzone poi va avanti fino alla come lo chiamano, il concertone, la festa del 1° maggio in piazza di San Giovanni, il concertone, insomma, quello che danno in diretta alla televisione. Ma per tutta la canzone c'è un retrogusto acido di svilimento degli ideali così cari a Pierpaolo, dove la bandiera rossa non simboleggia più il riscatto sociale dei lavoratori, ma un pericolo. Bimba col pugno chiuso e lo sfondo della statua, saluti alla tua mamma e saluti alla mia sposa, mi aspetta la montagna, mi aspettano le veglie, mi aspetta la mitraglia, mi aspettano le stelle. Nuovo opinione, compagni uniti contro le catene. Hai visto la Giulia bianca, hai visto a Pierpaolo, quell'angelo del cazzo col bacio del diavolo, che gira per Roma e gira per Roma, sbagliando l'accento e sbagliando persona. Guarda bambina, c'è il mare mosso, bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa, e per gli esseri umani col nome nel marmo. Io canto la luna, alla luna. Guarda bambina, c'è il mare mosso, bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa, per gli esseri umani col cranio nel fango. Io canto la luna, alla luna. Il centro di passaggio per le stelle più lontane, il punto dell'appoggio per le tenebre più strane. Ci siamo tutti, ci siamo tutti, ci siamo tutti ai funerali di Togliatti. Ci siamo tutti, ci siamo tutti, ci siamo tutti ai funerali di Togliatti. Compagni uniti vinceremo insieme. Piazza di San Giovanni, con le salsicce e coi cantanti. Piazza di San Giovanni, c'è la tombola più avanti. Guarda bambina, c'è il mare mosso, bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa. La ruota gommata schiaccia e torce il corpo del poeta ucciso. La ruota gommata schiaccia e torce il corpo di Pierpaolo Irriso. Danno il Vangelo in bianco e nero in una sala parrocchiale di periferia. Guarda bambina,
C'è il mare mosso, bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Nei miei anni giovanili Pasolini lo avevo messo in un cassetto, non era dalla nostra parte. A metà anni 80 sono tornato da Pierpaolo, ho riaperto il cassetto e ho capito che non avevo capito. Lasciate perdere quello che avete sentito dire su di lui, anche stasera. Riaprite il cassetto, leggete le sue poesie, romanzi, corsivi, ma anche se non soprattutto le interviste pubblicate su YouTube, quelle con Enzo Biagi. Poi cercate i suoi film dal primo all'ultimo. L'orazione funebre di Moravia diventerà allora forse chiara. Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono 3 o 4 soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Chiudo questa serata con le parole di un fratello, grande poeta, che ci è mancato troppo presto, un poeta del mondo, di origini sarde, ma nato in Tunisia, cresciuto a Lyon, in Francia. Musicata da me, una canzone per Pasolini, di Marc Porcou. Ti hanno pianto, anche cantato, chiamato pa, chi ti amava. E qualcuno t'ha ammazzato perché sapevi, perché scrivevi, perché amarti non poteva. Perché sapevi che morivi senza sapere, perché i poeti non lo sanno mai. Fiori di sangue e immortali fiori rinchiusi per sempre nei loro versi. Fiori rinchiusi per sempre nei loro versi. Avrei voluto chiamarti pa su quella spiaggia. Avrei voluto chiamarti pa come un amico giocando a calcio. Avrei voluto chiamarti pa in cartoline mai più spedite. Avrei voluto chiamarti pa perché ora il mondo è sparito. Avrei voluto chiamarti pa perché l'inchiostro è disseccato. Avrei voluto chiamarti pa perché la lingua fa male in bocca. Avrei voluto chiamarti pa perché la lingua fa male in bocca. Quando un poeta è ammazzato, quando un poeta è nato, avrei voluto chiamarti pa, avrei voluto chiamarti pa, avrei voluto. Ecco il dottore.
Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie.